massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Directa Sport, bentornati al parco pubblico di San Roque. Tutto pronto per il pro match che chiuderà questo Memorial Massimiliano Schiro, che chiuderà questa seconda serata internazionale di pugilato dopo la vittoria dell'Italia Under 22 sulla Romania per 4-1. È tutto pronto per Matteo Lecca contro Joseph Aitai, angolo rosso per il pugile cagliaritano della palestra Gymnasium Sassari, allenato dal maestro Manuel Marras. Eccolo qui Matteo Lecca con pantaloncini neri e argentati, guantoni bianchi, angolo blu con pantaloncini rossi, guanti nero-verdi per l'ungherese Joseph Aitai, 25 anni per Matteo Lecca, 24 per l'ungherese, entrambi categoria Super Gallo. Matteo Lecca è professionista dal 2016, questo è il suo 11° match, ve li abbiamo raccontati tutti o quasi sugli schermi di Directa Sport. Non mancheremo di farlo questa sera in occasione della sfida contro Joseph Aitai, soprannominato Little Red, il piccolo rosso, altezza di 159 cm per Aitai, con un'apertura di braccia di 171 cm. Più alto Matteo Lecca si prepara a tornare sul ring dopo la vittoria sempre qui a San Roque contro il georgiano Valeri Varchidze. Inizia la prima ripresa delle 6 da 3 minuti ciascuna contro il georgiano Varchidze. Vinse per KO la terza ripresa. Adesso silenzio, grande concentrazione tra i due pugili, con Lecca che prova ad affondare con un jab sinistro, guardia southpaw per Matteo Lecca, orthodox per Aitai. Per Aitai il record è di 22 vittorie, con 14 KO e di 18 sconfitte in 40 match, 18 sconfitte arrivate con 15 KO, l'ultimo rimediato in Germania il 17 luglio al Columbia Club di Tempelhof vicino a Berlino. Sconfitta in 12 round, allora i punti, decisione unanime contro il 38enne tedesco Michael Kanir. Riduce da 6 sconfitte consecutive l'ungherese, l'ultima vittoria nel 2018 in Ungheria con un technical KO al primo round su 4 contro Gesaola. Matteo Lecca invece è imbattuto da professionista in Sardegna, l'ultima è arrivata nel 2014 a Stintino, quando era ancora dilettante, ed è reduce da 4 vittorie consecutive. Mentre è ancora in fase di studio la prima ripresa con le indicazioni di Manuel Marras per il suo allievo cagliaritano. Pantaloncini rossi, la parte frontale per Joseph Aitai, neri sul retro,
per l'ungherese. Mentre arriva il primo affondo di Matteo Lecca, arrivano anche i primi incitamenti da parte del pubblico, ovviamente tutti sono per Matteo Lecca, pugile cagliaritano, ma seguito da Manuel Marras della palestra Gymnasium di Sassari. Ci avviamo alla conclusione di questa prima ripresa con ancora Lecca che cerca gli ultimi affondi. Eccolo qui il gong che chiude il primo dei 6 round tra Matteo Lecca e Joseph Aitai. Aitai Joseph. C'era ovviamente grande attesa sia per il ritorno sul ring di Matteo Lecca, sia perché questa sfida tra pro conclude il Memorial Massimiliano Schirru, serata di box, doppia serata di box organizzata dalla Santa Vittoria Box di San Roque in collaborazione col Comune di San Roque, con Giustizia e Libertà, che vi stiamo trasmettendo in diretta su Directa Sport Live TV in collaborazione con Steve Sport, punto di riferimento numero 1 seconda ripresa per gli sport di combattimento, in generale per tutti gli sponsor che stanno sostenendo la Santa Vittoria per l'organizzazione di questa serata. Primo round di studio, anche se Lecca è riuscito ad affondare un paio di colpi buoni su Joseph Aitai. Adesso ancora difendersi, tentativi parte di Lecca. Prova a tenere le distanze Aitai, è debuttato da professionista il 17 maggio del 2015. Per lui è la seconda volta in Italia, la prima in Sardegna. Adesso prova l'affondo Aitai, lancio sinistro, però non sembra preoccupare Lecca, che adesso prova con una serie di jab a lavorare sulla guardia del suo avversario. Un altro gancio sinistro provato da Aitai. Qui Lecca mette all'angolo l'ungherese, qui si allacciano per i due, separati dall'arbitro. Dicevamo seconda volta in Italia per Aitai, altra volta, la prima il 3 agosto del 2018 a Mugnano, provincia di Napoli, quando perse contro il napoletano Nicola Cipolletta. Capo tecnico al secondo round sugli 8 previsti. Oggi invece sono 6 i round previsti tra Matteo Lecca e Joseph Aitai. Con Lecca che cerca il quinto successo in fila. Qui ancora Lecca che cerca gli affondi, prova anche a colpire da sotto il suo avversario con il montante. Altri successi, tra quello già citato da Valeri Valchizia, per Lecca sono arrivati contro Shaib Zaman, Georgi Georgiev e Sparta Schengelia. Ultima sconfitta contro Christopher Mondongo nel 2018 a Roma. Altra sconfitta da pro l'ha rimediata ad Asti contro Alfredo Di Bartolo nel 2017. Uniche 2 sconfitte da professionista. Chiude anche la seconda ripresa tra Matteo Lecca e Joseph Aitai. Indicazioni da parte del maestro Manuel Marras della palestra Gymnasium Sassari. Allenatore Manuel Marras.
quadrato proprio Manuel Marras, che approfitta di questa pausa per dare indicazioni in vista del terzo round, quando ci avviciniamo a metà del match che chiude questa grande serata di box, che si è aperta con un'esibizione tra due giovanissimi allievi della Santa Vittoria Box, andata avanti con il successo dell'Italia sulla Romania Under 22, 4 match a 1 vinti dai Pugili Azzurri. Adesso però la terza ripresa tra professionisti, angolo blu per l'ungherese Josef Aitai, pantaloncini neri nel retro che vedete, rosso davanti. Qui ancora Lecca che invece pantaloncini nero argentati con guantoni bianchi. Aitai cerca di prendere qualche iniziativa in più dopo 2 round prevalentemente di studio, anche se Lecca è riuscito comunque ad affondare qualche colpo buono. Ricordiamo per entrambi categoria Super Gallo, però si arriva in un massimo di 55,338 kg. Un record personale di Matteo Lecca, contando anche le sfide tra dilettante, e di 27 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte in 36 match ufficiali. Nel 2016 la scelta di diventare professionista, dopo aver vinto 3 edizioni del torneo Italia Alberto Mura. Qui cerca di lavorare sui fianchi con il sinistro, ma l'arbitro ancora una volta costretto a separare i due. Qui Aitai prova a lavorare con il jab, guardia alta però per Lecca che resiste e adesso prova ad affondare il colpo. Si allacciano ancora i due. Finte di Lecca che aspetta di trovare il momento giusto, poi finisce anche col perdere l'equilibrio. Aitai, separati ancora i due. Siamo giunti a metà del match, terza ripresa su 6 in corso tra Matteo Lecca e Josef Aitai in questo match internazionale tra professionisti. Ancora con Lecca iniziano ad arrivare, meglio continuano ad arrivare citamenti il sostegno del tifo del parco pubblico di San Rocco, tutto per il cagliaritano Matteo Lecca. Guardia alta per lui, prova a lavorare con il jab, si protegge, adesso affonda però con il destro e il sinistro, termina a terra, perde anche il paradente. Attenzione al colpo di Matteo Lecca con Aitai che non sembrerebbe in grado di continuare. Forse sì, recupera, da recuperare il paradenti, perso sul colpo ben assestato da Matteo Lecca. Josef Aitai che ha aspettato il conteggio, si torna a boxare. Non è bastato far terminare l'incontro alla terza ripresa, anche se l'ha sentito Josef Aitai. Il colpo messo a segno da Matteo Lecca. Si chiude anche la terza ripresa, sempre da 3 minuti, davanti ce ne sono altre 3. Matteo Lecca che per il momento sembra in vantaggio sull'ungherese Aitai, che ha resistito comunque al colpo. Qui sul ring allestito al parco pubblico di San Rocco, in occasione del Memorial Massimiliano Schirru, in occasione degli Shark Max Days, una serata di box organizzata dalla Santa Vittoria Box, in collaborazione col comune di San Rocco, con Giustizia e Libertà, ovviamente con il sostegno di tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa doppia serata, di questo importante evento che si chiude
con un match tra professionisti, con Matteo Lecca che ancora prova ad affondare il colpo. Sferato il colpo da KO nella terza ripresa dopo 2 round di studio, ma anche di colpi messi a segno. Adesso ne arrivano altri. Joseph Aitai costretto ancora ad incassare. Un po' in sofferenza l'ungherese in questa fase del match. Normale. Adesso termina ancora a terra, vicino all'angolo alto sinistro. Conta ancora l'arbitro, ma Joseph Aitai dice ci sono con la testa. Si alza il coro Matteo per Matteo Lecca quando Joseph Aitai torna in piedi per provare ancora a resistere ad un altro assalto di Matteo Lecca. E anche in questo quarto round c'è stato colpi pesanti per l'ungherese, che qui ancora barcolla vicino alle corde, stavolta sul lato sinistro. Termina ancora a terra. Forse Joseph Aitai non ce la fa, adesso fa no con la testa. Probabilmente arriva alla quarta ripresa la vittoria di Matteo Lecca, il successo alla quarta ripresa per il pugile cagliaritano, 11ª vittoria da professionista per lui sull'ungherese Joseph Aitai. Decisivo questo quarto round dopo un terzo in cui Matteo Lecca aveva già assestato colpi importanti, e adesso arriva l'ufficialità del successo, della vittoria di Matteo Lecca, la quinta consecutiva, confermare anche la sua imbattibilità in Sardegna quando è professionista. Adesso ovviamente aspettiamo l'annuncio ufficiale, parte dell'arbitro, chiudere anche questa serata di box, questa seconda serata a Memorial Massimiliano Schirru organizzata dalla Santa Vittoria Box, con il successo dell'Italia per 4-1 sulla Romania Under 22 e con la bella vittoria adesso di Matteo Lecca su Joseph Aitai, pugile cagliaritano. Matteo Lecca, allenato dal maestro Manuel Marras della palestra Gymnasium Sassari. L'abbraccio con l'ungherese Aitai, reduce da un'altra sconfitta, quella rimediata in Germania, che incassa a questo punto la 7ª consecutiva in carriera. Vince per KO alla quarta ripresa Lecca Matteo. Vittoria per KO per Matteo Lecca alla quarta ripresa. Arriva anche l'annuncio ufficiale, allora gli applausi sono tutti per il 25enne cagliaritano. Ultime immagini che giungono qui dal ring, dal quadrato allestito dalla Santa Vittoria Box. Io ringrazio Francesca Sini per le puntuali immagini giunte quest'oggi da San Roque. Da Roberto Carta è tutto. Appuntamento con i prossimi programmi di Directa Sport. San Roque, gli sponsor, la Santa We